Permesso. Avanti. Avanti. Benvenuti. Benvenuti. E questa casa di chi è? E questa è la famosa casa Corvetto. Ah sì. Sì, una vecchia casa campidanese, adesso ce l'ho io in gestione, ci ho fatto un laboratorio di Launedas di ricostruzione vecchi strumenti. Ascolta, questa è Sallolla? Sì, questa è Sallolla. Vai che me la fai vedere, vai Grazie avanti. agli amici proprietari, Anna Maria, che me l'hanno concessa momentaneamente. Ho costruito questo laboratorio. Oh, perfetto. Quindi questa è tutto Sallolla, con Sallolla. anche le stanze interne. E queste fotografie? Queste fotografie sono dell'associazione Iscandula di Dante Ulianas e sono le vecchie foto di Benson, un danese che negli anni 50 ha viaggiato per la Sardegna facendo una ricerca sulle Launedas, ne ha fatto poi la sua tesi di laurea, ha raccolto centinaia di fotografie, filmati, registrazioni e grazie a lui... E questa stanza qui? Grazie a lui possiamo ancora oggi ascoltare vecchi maestri di Launedas che altrimenti sarebbero andati persi. Sì. E questa stanza cosa c'è? È una stanza, la utilizzo per fare le prove di esposizione di questa mostra che quest'estate ho portato in due grossi eventi, una a Cagliari, Sardinia Archeo Festival, era un congresso di archeologi e io ho allestito questa mostra sulla civiltà nuragica. E la ricostruzione? E poi sì, l'ho riproposta anche a Escolca, questo grosso evento. Ma queste sono foto di Bronzetti? Queste sono tutte foto di Bronzetti che rappresentano dei musicisti appunto dell'epoca nuragica, quindi vediamo qui il famoso suonatore di Launedas che è la testimonianza che nelle Launedas in Sardegna ci sono almeno 3.000 anni, poi il suonatore di lira di Montesirai, Carbonia, ugualmente uno strumento scomparso che non si utilizza più. E questo? Suonatore di siringa o flauto di pan. Questo è un bronzetto che non sta più in Sardegna, al Museo Archeologico di Cagliari, dove dovrebbe stare, ma fa parte di una collezione privata e sta in Germania. Ah, ho capito. Quindi, grazie a un catalogo. Ascolta, dove mi porti adesso? Andiamo in cantina. Andiamo in cantina? In cantina, questa cantina Accendi la luce, vero? era utilizzata per stagionare il formaggio, perché... Ah sì? Sì, perché oltre a ovviamente qualche strumento esposto, io ci faccio anche il vino a Santiga, cioè fatte Cracao, lo schiaccio coi piedi e poi lo verso in questi contenitori. Ma e queste foto sono contente di partecipare alla verificazione? Questa è una bottega di vino, no? Sì, questa di Villa Puzzi. Di Cabras. Ah, di Cabras. Ascolta, e questa è sempre Benson con una fotografia, e questo è il tuo archivio, la tua libreria. E questi invece sono strumenti musicali, didgeridoo. Sì, didgeridoo. E altri strumenti. Quindi qui facevano il formaggio. Qui facevano il formaggio, adesso la utilizzo ogni tanto, facciamo qualche spuntino, qualche cena con gli amici, quindi si mangia un po', si beve, si canta e si chiacchiera di musica. E quindi c'è un'occasione di socializzazione. Ultimamente c'erano anche quelli del conservatorio, no? Sì, quelli la settimana scorsa c'erano questi docenti e ragazzi del conservatorio che ancora non conoscevano le Launedas a fondo e quindi sono venuti a fare questa lezione qui nel mio laboratorio, dove gli ho spiegato un po' come si costruiscano le Launedas. Fammi vedere il laboratorio.
nel giardino ci ho piantato anche qui sono le canne indispensabili per la costruzione delle launeddas. Per fare qualunque lavoro. E queste che canne sono? Allora, abbiamo questi due tipi di canne, canna masco e canna femmina. Questa qui è canna masco. Utilizzata per le due canne melodiche delle launeddas. Invece la Rundodonax o canna femmina per Sudumbu e le hai piantate tu queste? Sì, queste le ho piantate io. Ho capito. Per fare delle prove. Poi in questo giardino abbiamo anche diversi alberi particolari, ad esempio quest'albero è un albero di 3 innesti, quindi possiamo vedere il limone, o meglio una lima, vecchia lima sarda, così il mandarino, questo è il mandarino, e poi abbiamo l'arancio, ecco, si vede lì qualche, quindi dallo stesso tronco abbiamo 3 ramificazioni diverse. 3 ramificazioni. Questo è limone o lima? La lima. Lima. Sì, la lima. Che appunto non... Andiamo al laboratorio. Qua lassù non c'è niente, no? Questa parte qui sopra queste scale. No, sono per deposito. Allora, quindi adesso entriamo nel laboratorio. Diciamo che la parte pulsante della casa, nel senso che qui costruisco le launeddas e ricostruisco antichi strumenti del passato, grazie appunto all'esperienza che ho accumulato nella costruzione delle launeddas, perché le launeddas possiamo vederlo anche in questa raccolta di bronzetti, repliche di bronzetti. Le launeddas esistono almeno dal periodo nuragico, ecco. Una testimonianza è rappresentata dal bronzetto Questo di Itiri, è il bronzetto di Itiri, che appunto sta sicuramente suonando delle launeddas di 3 canne così. È lo stesso che c'è in questa Quindi foto qui. Questo strumento di almeno 3.000 anni, contemporaneo di tantissimi strumenti ormai scomparsi, tipo aulos o altri strumenti di quel periodo, ci dà veramente una grossa mano per la loro ricostruzione. Mentre in Sardegna siamo riusciti a mantenere viva questa tradizione, quest'arte, in molte altre parti del mondo tanti strumenti di vari periodi sono andati perduti, sia con l'avanzare della civiltà, quindi aggiungendo delle chiavi o delle modifiche hanno perso lo strumento originario. Invece noi grazie alla conoscenza delle launeddas adesso si può anche... Grazie alla conoscenza delle launeddas adesso ci possiamo tentare di ricostruire anche tanti strumenti del passato. Infatti io collaboro anche con diversi istituti di archeomusicologia che si occupano proprio dello studio e la ricerca di strumenti scomparsi. Mi hanno chiamato diverse volte proprio per dare una mano, per interpretare e ricostruire strumenti. Ascolta, perché c'hai scomparsi. Le canne in diversi barattoli qui? Perché io oltre che costruirle, le coltivo, quindi le seleziono, le selezioni e le conservi a seconda? A seconda, metto un numeretto, su ogni canna metto un numeretto che mi indica il periodo in cui l'ho tagliata, quindi qui abbiamo anche canne di 20-25 anni fa, e la zona. E quindi quando ricostruisco una launeddas la classifico anche con le proprie canne, quindi so che quella launeddas ho utilizzato delle canne magari costruite, tagliate a Villanova Franca o a Gesturi o a Barumini. E questo è il tuo deschetto di costruttore? Sì, questo è il tavolo. Il laboratorio. Dove passo non troppe ore quante ne vorrei, perché questo non è il mio lavoro, ma è solo
una passione. Quando andrai in pensione ti puoi dedicare completamente. Fammi vedere ancora, questo anche qui c'hai il tornio, cosa c'hai? Sì, c'ho un tornietto, c'ho là il fornello indispensabile per raddrizzare le canne col fuoco, per riscaldarle, sì. Per riscaldare, tutta una serie di punte per bucare il nodo. Questa stanza invece? Questa stanza, diciamo che una volta costruite le launetas e gli strumenti vanno testati e provati, quindi questa stanza la utilizzo soprattutto tramite anche alcuni programmi del computer, programmi acustici per metterle a punto, quindi per accordarle e cercare di migliorarle, e soprattutto suonandole anche con gli amici e confrontandole con altri strumenti. La luce fa bene. Quindi non solo launedas, ma ad esempio qui possiamo avere una serie di trombe naturali, che sono praticamente delle conchiglie che l'uomo ha utilizzato già 10.000 anni fa per iniziare a suonare le prime trombe, proprio una tromba naturale. Basta così, tanto è troppo forte per il microfono. Ascolta, questa quindi è ancora un'altra stanza. Qui tu sono su litus però. Sì, qua anche su solitus sardo. Sì. E poi fisarmoniche, siringhe. Poi ci sono valigie piene di altri strumenti. Strumenti e ricostruzione appunto di sassofoni, di strumenti, chitarre. Di varie epoche, grazie sempre alla mia esperienza di costruttore di launedas, perché ecco, qua possiamo vederne uno particolare dei Paesi Baschi, la prima probabilmente presente in tutta la Spagna, un'alboca sempre fatto di canna, di corna e le ance, è proprio una sorta di launedas incapsulata. E così via abbiamo. Ascolta, poi c'hai anche le stanze su. Sì. Ma si può salire? Sì. Prova. La casa è molto grande, sì. Però l'ho riempita tutta. Servirebbe altre stanze. Dobbiamo prendere una casa vicina, bisogna chiedere ai vicini se hanno qualche casa in più. Queste sempre le vecchie scale, molto ripide. Qua abbiamo sempre il nostro faro che ci guida ancora dopo 3.000 anni in questa avventura. E qui? Qui io non ho mai venduto launedas, ho sempre fatto scambi con altri costruttori, e quindi questo è il frutto di questi scambi, perché avrei potuto anche acquistarli. Ma cioè tu mandi le launedas? Io mando le launedas e la canna, perché la canna viene utilizzata anche per tantissimi strumenti, dal sassofono al clarinetto alla cornamusa, e non chiedo soldi in cambio, perché ho deciso che non sarebbe stato un lavoro questo, ma una passione, quindi per tenerlo come passione non ho mai utilizzato i soldi. E mi mandano strumenti dal mondo, si crea comunque un rapporto di collaborazione con gli altri costruttori, perché quindi questi vengono da molte parti del mondo? Molte parti del mondo, quindi vediamo anche dal Sud America, dalla Cina, dall'Africa, dalla Francia, dalla Spagna, soprattutto con i paesi europei. Quindi tutto questo rapporto è basato semplicemente sulla canna? Sulla canna, infatti una ventina d'anni fa ho costruito, anche per gioco, questo sito su internet, Sardinian Cane, l'ho fatto in italiano, in sardo e in inglese, proponendo appunto la canna sarda, dicendo che noi in Sardegna la canna la utilizziamo per tanti usi, dalla
dagli incanizzati per i tetti a costruire dei recipienti, dei letti, delle stuoie e soprattutto abbiamo uno strumento fatto tutto di canna, le launeddas. Ho capito. E in questa stanza ce n'hai il launeddas? E qua ugualmente un'altra stanza, e questa che la chiamo la stanza delle launeddas storiche. E cioè? Nel senso che c'è la ricostruzione di alcuni strumenti storici. È una ricerca che ha iniziato sempre il nostro amico danese Andreas Benson, un ragazzo danese che ha viaggiato in Sardegna negli anni 50, morto prematuramente a 35 anni, nel 71. E lui ha iniziato questa ricerca perché frutto del suo lavoro è stata la sua tesi di laurea. Nella sua tesi di laurea sono riportate le misure dettagliatissime degli strumenti dei maestri dell'epoca. Io grazie a queste misure, le possiamo forse vedere anche, questa è il suo lavoro. C'è un capitolo che riguarda proprio la misurazione delle launeddas. Io grazie a queste misure prese molto ingegnosamente, perché chiunque poi può ricostruire con una certa esperienza, ricostruire queste launeddas, sono riuscito a ricostruire le launeddas dei maestri di quel periodo. Poi la ricerca è andata avanti grazie anche al solito lavoro dell'associazione Iscandula, che ha organizzato vari eventi in memoria dei vecchi maestri. Quindi i parenti hanno gentilmente concesso le launeddas che conservavano gelosamente. Noi abbiamo ripreso le misure e ricostruito questi strumenti, che ci hanno detto tantissimi accorgimenti che avevano i vecchi costruttori, che abbiamo perso, che oggi non si utilizzano più. Usiamo molta estetica e poca funzionalità. Invece gli strumenti del passato c'erano degli accorgimenti tecnici ingegnosissimi, magari esteticamente non belli, ma molto funzionali. Quindi queste sono le ricostruzioni. Le ricostruzioni da 1 a 20 sono quelle del Benson. Poi abbiamo gli strumenti di Beniamino Palmas, un famosissimo suonatore di Sinner, gli strumenti di Pasqualini e Riu, e così via. Abbiamo uno strumento riportato sul libro di Fara. Sono tutti strumenti storici che mi hanno insegnato tantissimo poi e queste launeddas appese alla finestra sono anche ricostruzioni? No, queste sono launeddas originali che aveva questo mio amico Andrea Pinna, erano tutte smontate, un po' non funzionanti. Lui mi ha dato proprio questo sacco di launeddas tutte smontate. È stato un lavoro di ricostruzione e di ricomponimento di questi strumenti. Ascolta, tu hai ospitato molta gente qui che viene a fare ricerca. Sì, sono in contatto appunto con questi amici al Conservatorio di Cagliari, e quindi quando viene qualche professore anche di fama mondiale che ha suonato nelle orchestre più grandi del mondo, lo portano qua proprio per conoscere questa realtà solo sarda, che è sconosciuta alla maggior parte dei musicisti. E questo succede da sempre. Lo stesso Benson, lo possiamo vedere qua in una fotografia, sì. Questo famoso sassofonista Kirk Rowland, vero? Sì. Kirk Rowland, un famoso sassofonista jazz che sta provando a fare la respirazione circolare col Benson. Questo appunto degli anni, cos'era? 58, 59? 62, sì, questo era 58. Benson che fa una statuina. Sì, quindi... E queste sono le pubblicazioni che ci sono. Quindi queste sono tutte le pubblicazioni sempre di questa associazione Oscandula, che si occupa appunto di Ma tu sei paziente con quelli che vengono? Sei paziente con quelli che vengono? Più delle volte, sì, perché lo faccio per passione, quindi mi piace spiegare, mi diverto, suono e poi imparo anche tantissimo anche da chi viene. Ovviamente tutti hanno degli aneddoti, dei racconti, delle storie da Hai momenti di noia? No, ho pochi momenti a disposizione. Pochi momenti a disposizione, quindi